Onore ai caduti. È un posto, per gli alpini di Possagno, è un posto del cuore, perché qui ci veniamo, sono anni che siamo sul territorio della Posa della Croce, da rifugio, dalle trincee, abbiamo sempre lavorato su questi posti e ci prendiamo cura ogni anno, perché la manutenzione, per tenere in ordine la montagna bisogna ogni anno farci manutenzione. Gli ultimi lavori che abbiamo fatto li abbiamo fatti proprio la settimana scorsa, siamo riusciti ad accedere a un contributo regionale per mettere in sicurezza un pezzo di galleria in cima che ormai col passare del tempo aveva dei cedimenti. Abbiamo fatto sui 350 metri quadri di malta a sbruffo per tenere appunto in sicurezza la volta e per poter accedere alle cannoniere e alle mitragliatrici che sono lassù in cima. Il lavoro è continuo ogni anno e ogni anno fortunatamente i soci aderiscono alle iniziative e riusciamo a portare a termine meglio possibile le nostre attività. Il Comune di Possagno, come molti altri comuni d'Italia, hanno dato la cittadinanza e devo dirlo con orgoglio, all'unanimità ovviamente del Consiglio Comunale, al Milite Ignoto. Abbiamo voluto assolutamente portare qui e fare qui questa cerimonia perché qui noi abbiamo il Milite Ignoto, su questa cresta che divide i comuni di Alano e Possagno, ma allo stesso tempo li unisce nella memoria, li unisce nel ricordo del nostro Milite Ignoto. Abbiamo appena concluso la settimana scorsa con uno sforzo enorme del gruppo alpini, che voglio ringraziare, la sistemazione e la messa in sicurezza della trincea sul Monte Pallon, la trincea sommitale del Monte Pallon, l'ingresso al rifugio e poi molte altre sono le iniziative che verranno avanti. Stiamo lavorando per fare il secondo piano di questo rifugio e quindi qui noi vogliamo mantenere fissa la nostra memoria. Sì, le due amministrazioni vicine hanno deciso di fare sinergia fin dall'inizio, non solo con questo evento del Milite Ignoto, ma bensì anche con altre realtà che erano assunte alle nostre montagne. Tra le principali realtà che abbiamo affrontato e condiviso insieme è la viabilità. Adesso però qui stiamo parlando della storia, della nostra storia, della storia che ha visto le battaglie più cruciali su questo territorio, in particolare anche il Pallon, che questa era la prima linea che divideva l'Italia dagli austro-ungarici. Quindi bisogna onorare e rispettare sempre la storia e non dimenticarla mai per le generazioni che vengono avanti. Diciamo che la nostra montagna è una montagna ancora, come stai dicendo tu, selvaggia, tra virgolette, nel senso che è bella così, secondo me è giusto che rimanga così, bisogna valorizzarla, noi stiamo già facendo tanto per la valorizzazione di questo territorio, però vi ricordo il 20 di questo mese c'è la Ciaspa Luna a ricordo del Milite Ignoto. Partenza dal Monte Pallon, attraversando il Pit, scendendo per la Barbaghera e ritornando qua. Dopo, sempre con l'aiuto degli alpini che ci offriranno un bel rinfresco. Beh, noi ci curiamo pure, siamo nati su queste montagne, sia qui sul Pallon che i Salaroli, Col dell'Orso. Noi ogni anno ricordiamo questi caduti di tutto il mondo, di tutte le guerre, per dire così, e portiamo avanti queste iniziative, questi ricordi anche per i nostri giovani che magari si avvicinano più volentieri a questo. E oggi ricordiamo questo Milite Ignoto che qui sulle nostre montagne, tra il Grappa e dintorni, ne abbiamo tanti di ignoti, ecco.